Vaccinazioni obbligatorie. Da lunedì si aprirà in Veneto una settimana decisiva per l'attuazione della discussa legge Lorenzin. Di ieri la comunicazione delle linee guida della Regione alle aziende sanitarie. La Regione ha già mandato le linee guida e noi dovremmo quindi partire prima con gli asili, perché per le scuole poi dell'obbligo abbiamo tempo fino al 30 di ottobre. La stessa Regione fornirà alle ULS un software con i nominativi dei bambini iscritti alle scuole d'infanzia. Per ciascuno si verificherà se è stato sottoposto alle vaccinazioni o meno. Noi li chiameremo e poi chiaramente chiederemo loro di accedere presso i nostri servizi, i nostri ambulatori per poter fare queste vaccinazioni o i richiami che mancano. La Regione ci ha anche autorizzato dei tempi determinati e proprio quindi le assistenti sanitarie prese per il periodo proprio clou vaccinale per smaltire chiaramente la nuova richiesta che per noi non dico che raddoppia, ma certamente è un 35-40% in più di quello che effettivamente oggi facciamo. La prossima settimana l'ULSS 2 stenderà un calendario delle sedute di vaccinazione straordinarie e lo comunicherà alle famiglie. Da quella dopo, dice Benazzi, partiranno le vaccinazioni vere e proprie che non dovrebbero interessare più del 10% dei bimbi di nidi e materne. E tutto questo mentre la Regione lavora parallelamente al ricorso alla legge da presentare alla Corte Costituzionale. È chiaro che se poi dovesse essere rivista, questo comporterà chiaramente un lavoro fatto in più, ma anche una possibilità di contattare le persone e far capire loro che certe vaccinazioni comunque vanno fatte per il bene dei loro figli.